Eh sì, ci troviamo proprio ai piedi delle montagne, tra Veneto e Trentino, attraversando le 3 località della splendida Valdastico, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero, provincia di Vicenza, immersi in un suggestivo scenario naturale, dove la possibilità di camminate e gite in bicicletta si abbina alla sempre interessante esperienza di visitare luoghi ricchi di storia, soprattutto della Prima Guerra Mondiale del Novecento, arte e cultura. Arsiero, che cosa c'è da vedere per una persona che arrivi qui per la prima volta? Per la prima volta si possono visitare tante cose. Qui noi dove siamo sulla chiesetta di San Rocco, quindi sull'antico colle, è stata costruita dopo il 1576 per la peste. Piccolo centro che però si trova in un punto che praticamente è dislocato tra varie aree del nord-est. Infatti Arsiero è al centro delle nostre meravigliose valli, dove qualsiasi persona può effettuare escursioni, andare in bicicletta, visitare i luoghi storici, ma soprattutto assaporare le nostre specialità culinarie e in particolare gli gnocchi. Durante l'estate c'è la famosa festa del gnocco e la Proloco organizza questa festa per 2 o 3 giorni, alla conclusione della quale in piazza viene allestita una grandissima tavolata dove le signore del paese creano questo gnocco più lungo. Quest'anno ha superato i 500 metri. Dal punto di vista paesaggistico un luogo incantevole. Come orientarsi in questa meraviglia circondata dalle montagne? Qui abbiamo il Pliaforà, il Cavioio, il Cimone, dove si possono fare numerose escursioni. C'è la Pria, che è il nostro fiore all'occhiello, uno specchio d'acqua di un colore verde smeraldo incantevole, che viene visitato soprattutto d'estate perché tanti vengono a rinfrescarsi. Questa Valdastico non finisce mai di sorprendere. Sì, questa Valdastico non finisce proprio di sorprendere. Anche sotto le feste di Natale noi abbiamo i mercatini sempre svolti dalla Proloco e le fontane vengono abbellite con dei presepi non solo nel centro del paese ma nelle valli, a Castana, nelle contrade di Pasqualetti. Spostandosi più a valle troviamo Piovene Rocchette. Poco più di 8.000 abitanti per un luogo, Piovene Rocchette, ricco di storia. Vi sorgeva lo stabilimento di una delle industrie tessili più famose d'Italia ed Europa e di antiche birrerie. Siamo un'importante istituzione strategica, infatti il nostro paese si trova proprio all'incrocio delle valli. Verso nord possiamo trovare infatti la Val di Posina, possiamo raggiungere l'altopiano di Tonezza, l'altopiano dei Fiorentini e proseguendo verso la Valdastico possiamo arrivare in quelli di Trento. Per cui è una posizione strategica che ci permette di avere un importante flusso di persone. Quali sono le attrattive, le opportunità offerte a chi si reca per la prima volta o magari ci ritorna a Piovene Rocchette? Trovandosi noi alle pendici del Monte Submano abbiamo un'infinità di sentieri su cui camminare, piste ciclabili su cui attraversare, per cui qui a Piovene Rocchette potete trovare tutto quello che vi serve, tutto quello che vi piace. Noi infatti dal 2016 siamo entrati a far parte del Cammino Fogazzaro-Roi. Abbiamo fatto una pista ciclabile all'interno del nostro paese e siamo stati il primo paese a fare appunto dei cartelli illustrativi dei maggiori siti di attrazione all'interno del nostro paese. Oltre a questo potrete poi proseguire verso nord dove troverete la pista ciclabile che vi condurrà fino a Velo, Arsiero e per poi proseguire dove vorrete. Oltre alle attrattive turistiche, alle attrattive anche storico-architettoniche, ci sono 2 locali particolarmente importanti e significativi nella storia stessa del paese di Piovene Rocchette. Certamente Piovene Rocchette da sempre è famoso per le sue birrerie. Se voi venite a trovarci a Piovene potete trovare la birreria vecchia che si trova nella Riva dei Frati con annessa la fantastica chiesetta dell'Ospizio.
Se proseguite verso nord potete trovare la birreria Nuova, dove si produceva la birra prodotta fino al 1958 e ancora adesso ritrovo per tantissimi appassionati. Abbiamo parlato di turismo, di storia, di arte, adesso parliamo di creatività che si esprime in maniera clamorosa in un'opera che ricorda un grandissimo disegnatore che proviene proprio da Piovene Rocchette. Certamente noi abbiamo voluto dare lustro a questo personaggio. Infatti abbiamo creato un murales lungo 14 metri che rappresenta tutte le storie di Piovene Rocchette vista tramite i fumetti di Asterix. Asterix è stato inventato da Albert Uderzo. Il nonno di Albert Uderzo abitava qui a Piovene. Suo papà nel 1923 è andato in Francia, dopodiché è nato Albert. E per cui, siccome Albert è sempre stato appassionato per la sua Piovene Rocchette, abbiamo voluto dedicargli questo murales. Piovene Rocchette propone tante eccellenze, tra queste avete addirittura delle situazioni da primato storico. Certamente, grazie all'Elena Rossi, fondata da Alessandro Rossi alla fine del 1800, già nei primi del 1900 poteva contare su circa 600 dipendenti. Grazie a lui infatti molte cose sono state fatte a Piovene. Sono state fatte le ferrovie per avere la tracciabilità tramite rotaia, ma soprattutto un record che abbiamo e qui a Piovene è stata portata la prima auto in Italia, una Peugeot Type 3, voluta dal commendatore Gaetano Rossi, figlio di Alessandro Rossi. Concludiamo il nostro itinerario nel comune più piccolo, Velodastico, prezioso contenitore di emozioni da vivere intensamente. Velodastico è un paese circondato dall'abbraccio delle montagne. Abbiamo la Priaforà che ci guarda dall'alto con il suo occhio vigile. È un luogo ricco di storia, arte, cultura, dove chi viene qui trova tutto ciò che gli può servire per vivere bene. Luoghi storici, itinerari immersi nella natura, ma anche piccole attività locali e realtà produttive che hanno deciso di investire nel territorio e soprattutto gli abitanti che sono pronti a condividere i loro valori e le loro tradizioni. Abbiamo diversi itinerari, diversi percorsi storico-naturalistici, come ad esempio la strada dell'ex ferrovia che da Rocchette arriva fino ad Arsiero passando per Velodastico, oppure l'itinerario della Valle dell'Astico che parte dalla frazione di Seghe, e questi sono itinerari che piacciono moltissimo a coloro che vanno in mountain bike o con l'e-bike o anche semplicemente a piedi per il Nordic Walking. In più abbiamo anche tanti altri sentieri che adesso stiamo riscoprendo e rivalorizzando come Commissione Promozione del Territorio, proprio per dare validi motivi per trattenersi in questo posto. Qui si mangia molto bene, abbiamo molte tipicità come ad esempio il tartufo di Velodastico che si trova nella zona di Meda, che ha un sapore molto particolare, non si trova altrove, oppure le patate di Velodastico e molti prodotti agroalimentari che i nostri agricoltori ma anche i ristoratori sono in grado di abbinare insieme per creare un menù tipico, ricco di storia, dal sapore proprio di Velodastico. Il grande scrittore vicentino Antonio Fogazzaro rimase incantato dalla bellezza di questi luoghi, tanto da avervi fatto costruire una villa in cui visse e lavorò agli albori del Novecento all'ultima delle sue opere letterarie. Antonio Fogazzaro è un poeta, uno scrittore che a Velodastico ha lasciato le sue tracce, è un personaggio importante per noi perché proprio qui a Velodastico ha costruito la Villa Montanina. L'ha costruita circa nel 1907 e venne poi successivamente distrutta col primo conflitto mondiale. Qui a Montanina lui scrisse molti poemi, molti romanzi, tra cui l'ultimo, il suo ultimo proprio in fin di vita, Leila. Dopo la distruzione la Montanina venne acquistata da Don Galloni, il quale la ristruttura tutta e in più fa un ampliamento che si è dedicato a una cultura di tipo religioso. Ecco.
fondando anche delle scuole, le scuole medie, le magistrali e quindi con una tipologia di formazione un po' religiosa. A Velo d'Astico ci sono altre ville che hanno anche dei collegamenti sempre col Fogazzaro. Abbiamo la Villa Valmarana, che era la villa della suocera del Fogazzaro, poi c'è la Villa Velo. La Villa Velo era dei conti Velo, i quali hanno dominato per anni tutta la vallata. Un turista accorto che arriva a Velo d'Astico sicuramente si innamora della tranquillità, del verde, del territorio, ma soprattutto di questa cultura storica che è parte importante per noi. Presidente, la vostra realtà di che cosa si occupa? La nostra realtà si occupa di un'organizzazione turistica, quindi si occupa di turismo, si occupa di promuovere il territorio. Qui oggi siamo in una parte del territorio della Pedemontana Veneta. Quindi esperienze emozionali tra borghi, tra chiese, tra piatti tipici come gli gnocchi, tutto questo in questa magnifica valle che è la Valle dell'Astico. Qui il turismo come è organizzato? Il turismo è organizzato attraverso dei sentieri, troverete il cammino Fogazzaro-Roi che parte da Vicenza, arriva da Arsiero e va a Tonezza, oppure la strada del trenino che da Piovene in bicicletta si attraversa a Velo d'Astico fino ad arrivare a Arsiero.